Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto per commentarvi la giornata numero 5 di campionato Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo i padroni di casa del Palermo Futsal Club e gli ospiti, il Don Bosco Bonifato. Due formazioni che hanno iniziato, possiamo dire, un po' all'opposto questo campionato, perché il Palermo Futsal Club ha perso le prime 3 partite di questo campionato, poi si è altamente rifatto nella sfida contro il Città di San Vito con una gran bella vittoria, è stato di 1-5, l'abbiamo commentata proprio qui sui canali di Sportisi, che ringraziamo sempre per la visione. Bonifato invece un po' opposto, perché è partita bene, poi poi una sconfitta, però i punti sono 6, ma l'obiettivo di questa squadra è sicuramente concorrere per i primi posti. Però ricordiamo anche che nello scorso turno ha riposato e di conseguenza ha una parità in meno rispetto alle altre, quindi sì, sono 6 punti, ma potrebbero essere anche potenzialmente 9, quindi andare a prendere un po' le squadre che invece hanno iniziato benissimo e che si trovano lì davanti, quindi è un po' una classifica altamente influenzata da questa sosta che invece il Palermo affronterà e che si ritroverà davanti invece la prossima settimana, prima invece del grande scontro in chiave salvezza, chiaramente contro l'Amerlo Calcio a 5. Nel frattempo vediamo i due direttori di gara, il signor Pietro Bennice di Agrigento e il signor Tullio Graziano di Ragusa, e poi a completare la terna Irene Terravecchia di Palermo come crono. Questo è il trio arbitrale, con i due capitani, entrambi si chiamano Vito Lafiura, Vito Butera, due che di professione fanno gol, non l'attaccante, fanno i gol, che sono veramente due bomber incredibili, lo hanno dimostrato lo scorso anno nel campo di Serie C2, ma l'hanno fatto anche in tante stagioni. Nel frattempo la carica anche di Cutrona, che sta caricando i propri compagni con i direttori di gara. Tanto noi vi mostriamo il risultato, lo scoreboard 0-0, ma è chiaro, la partita deve ancora iniziare. Palermo Futsal Club al momento con 3 punti in campionato, 6 per il Don Bosco Bonifato Alcamo, 16 gol fatti e 11 subiti per gli ospiti, quinto miglior attacco, altrettanta per la migliore difesa, mentre invece il Palermo Futsal Club ha fatto 10 gol, ne ha subiti 19, e il quarto peggior attacco, ma anche la terza peggiore difesa. Chiaramente sta influenzando, e anche tanto, la prima di campionato, una brutta disfatta 7-0 contro i cugini del Palermo Calcio a 5, una partita sicuramente da dimenticare. Poi le successive sfide, seppur sconfitte magari contro Atletico Monreale e Agrigento Futsal, sono state sicuramente di alto livello. La prima giornata un po' da dimenticare, ma le altre comunque ha visto i rosanero rifarsi, e anche di molto, nonostante poi i risultati non siano stati positivi. Poi il 5-1 invece, dicevamo, contro il San Vito, con una gran bella prestazione, doppietta per esempio di Corsino, un gol anche per Alessandro Nicchia e doppietta per Capitan Vito Lafiura. Nel frattempo Batticinque con la panchina, Dorio sta salutando adesso anche i rosanero in completo bianco per la prima volta in questa stagione, maglietta bianca, maglietta invece rosanero per Agostino Raccampo, che dovrebbe partire dal primo. Vediamo anche dichiara Chinnici Nicchia e manca un giocatore, dovrebbe essere un over e sarà Gianluca Corsino, quindi vediamo Corsino centrale, Chinnici a destra, dichiara a sinistra e Nicchia lì davanti. Insomma, una squadra subito tanto veloce. Panchina per Capitan Lafiura, oggi è una giornata speciale perché con un gol arriverebbe a quota 100 ed è veramente un giocatore che, possiamo dirlo, al di là dei eventuali 100 gol, ha fatto la storia di questa squadra, l'ha fatto, la fa e continuerà a farla, mi viene da dire, e credo di non essere smentito. Nel frattempo, dall'altro lato invece vediamo in porta Zarello, Cutrona, Oliva, Ricotta e Dorio, quindi panchina per Vincenzo Restivo, uno degli acquisti migliori di questo inizio di mercato, chiaramente per la squadra in maglia verde. Sul punto di battuta proprio Oliva, con il 22 sul pallone Antonino Oliva, ex giocatore dell'Atomo Networks. Ha già giocato contro il Palermo Futsal Club, si trattava del campo di Serie D. Il signor Bennici e il signor Graziano stanno aspettando forse qualcosa relativamente alle casacche, credo.
È tutto pronto. Si attende soltanto il fischio del signor Bennici della sezione di Agrigento, che arriva adesso. Inizia anche la sfida con Oliva e Dorio. Cutrona, Dorio, Ricotta, ex 3M anche Iato, Oliva contro Corsino, Dorio cerca subito uno spiraglio, ragazzi, di mister Giacalone, anche lui passato dal 3M, piccola esperienza. Cutrona, Oliva, Corsino non esce in tackle, Dorio dichiara, vuole l'anticipo, poi ci ripensa, adesso Azzarello. Oggi è giornata importante anche per Lorenzo Chinnici, perché oggi compie gli anni e noi chiaramente facciamo tanti auguri. Ricotta mette dentro questa palla, Raccampo invece blocca senza problemi. Oliva si era inserito ma non ha attaccato il primo palo. Chinnici, Nicchia, lasciato un po' solo però, mezzo a due, Nicchia vuole passare ma giù non c'è nulla, Ricotta può ripartire, c'è Oliva che si inserisce, Ricotta attende Cutrona che calcia, c'è anche una deviazione e infatti, anzi no, sembrava deviazione da parte di Di Chiara, invece non per il signor Graziano che ha indicato subito la porta, qui sembrava potesse averla toccata in realtà Di Chiara. Chinnici allarga da Gianluca Corsino, autore di una bella doppietta nel scorso match, un giocatore che ha vestito tante maglie, Palermo Calcio 5, Città di Bisacquino, Veco, Canicattì, insomma. Passaggio un po' rischioso, Di Chiara in mezzo a due, torna da dietro con Lorenzo Chinnici che cerca invece dall'altro lato Corsino, che però aveva tentato una falcata e forse non una delle sue giocate, lui che invece chiede maggiormente il pallone ai suoi piedi per poter esplodere poi col suo mancino. Cutrona, un altro mancino molto interessante, Dorio palla senza guardare, Chinnici capisce tutto, lo conosce anche tanto bene, sono uniti da una grande amicizia i due al di fuori del campo di calcio. Dichiara lo spazio, potrebbe calciare, prende in pieno Cutrona che poi scivola un pizzico, Nicchia 1-2, bella giocata, dichiara, lascia lì Corsino, Nicchia vuole la velocità con Ricotta, scivolata, non c'è nulla e dice di rialzarsi signor Tullio Graziano, e dunque Ricotta contropiede, palla leggermente dietro per Dorio, lo insegue, dichiara, palla dentro e non sbaglia Oliva sul secondo palo ed è vantaggio Bonifato. E la sbloccano subito ragazzi in maglia verde e fanno 0-1. Un posizionamento difensivo da rivedere per il rosanero. Nel frattempo il signor Bennici parla con Restivo. Vai dietro, ok. E Nicchia sul pallone, si riparte dunque da Corsino. 0-1 il risultato, si è sbloccata praticamente subito questa gara. Chinnici sbaglia ancora un passaggio nei confronti di Corsino. Dorio, Cutrona, vediamo quando ci sarà spazio per Gennaro e La Fiura, due giocatori che potrebbero dare tanto in questa partita, anche su Jean ad esempio. Dorio alla centrale, ottima per Ricotta che libera ancora Oliva e Raccampo chiude, però troppa difficoltà in fase difensiva per il rosanero. Chiedi dov'è? E calcio d'angolo con Cutrona che va dietro da Dorio. Schema Ricotta di ritorno, poi Di Chiara può partire con la velocità ma ci ripensa un attimo, sa che in quel caso non sarebbe stata la scelta migliore. Chinnici lo serve adesso, Di Chiara, c'è l'iniziamento di Corsiva dall'altra parte, Nicchia mette dentro e non arriva Corsiva, ma questa è una gran bella azione del Palermo. Nel tempo si allaccia le scarpe Giuseppe Ricotta. Dorio avanza l'ex Mistral. Cutrona, Dorio, Ricotta, punta Chinnici, tanto veloce l'ex Iato. Dorio
allarga dalle parti di Cutrona, che può guardare la porta ma ci ripensa saggiamente, sa che la palla su Dorio è sempre una palla in cassaforte. Oliva, ancora Dorio, scarica, poi contromovimento e rimane sempre lì. Cutrona allarga da Oliva, poi Corsino gli ruba lo spazio, ruba anche il pallone, sarà calcio d'angolo. Dovrebbe battere Oliva, vediamo, perché è il più vicino alla palla, con Chinnici sul palo. Schema, Cutrona calcia, e qui stava funzionando bene lo schema, ma il Palermo non lo stava difendendo invece altrettanto. Ale, basso, Ale! Cutrona, Ricotta. Settimana ha giocato il Bonifato e ha vinto contro il San Vito in Coppa. Sbaglia il rimpallo, poi Oliva incrocia troppo e palla fuori sul rimpallo sfortunato di Gianluca Corsino, che non è riuscito a ritrovarsela lì davanti. Chinnici, nicchia. Chinnici, finta su Ricotta, scivolata di Chiara, Dorio e poi palla bianca. Gira, E quindi rimessa laterale con Chinnici fermo per ora. Nel frattempo è pronto Imperato. Corsino, Chinnici di prima per Nicchia, e spalla alla porta, deve girarsi il 17 che ha tolto il primo gol in C1. Poi Di Chiara, quasi un lancio per Azzarello che blocca senza alcun problema. Dorio mette giù la palla, Chinnici che la tocca. E poi lascia lì a Ricotta, con Dorio che si fa ridare questo pallone. Adesso Cutrona, verticale, Oliva di ritorno ancora su Cutrona, si cambia gioco sempre da Dorio che guarda i compagni, volontario che però non arriva, infatti si accontenta dalla Cutrona. Dorio su Ricotta, nel frattempo Mister Gentile ha chiamato Sujan, che dovrebbe essere il primissimo cambio perché non credo si stia riscaldando qualcun altro. Cutrona dichiara intercetta. E sì, Sujan sarà il primo ad entrare. Vediamo al posto di chi potrebbe subentrare al posto di Chiara o di Corsino. Credo al posto di Corsino perché sul risultato di 1-0 Mister Gentile potrebbe schierare Chinnici al centro e tentare una squadra un po' più offensiva. Tanto aggancio da dimenticare per Ricotta. Chinnici cerca un rilancio, poi Cutrona anticipa anche Azzarello, l'ultimo tocco di Nicchia. Azzarello voleva quel pallone, nel frattempo uscirà Chinnici e non Corsino. Dentro anche Imperato per Oliva, sicuramente è un giocatore più fisico con tanta tecnica. Ricotta, infatti va a prendere subito posizione da pivot. Ricotta, c'è il blocco di Dorio, poi Cutrona vuole allargare il gioco col suo mancino. Dorio lo fronteggia, Nicchia che può anche arrivarci. Dorio è andato giù, poi intanto il tiro con Raccampo che dato verso la porta. Intanto dentro anche Vincenzo Restivo al posto di Cutrona, detto anche Sujan per Chinnici con Sujan di Chiara. Sujan si gira molto bene, Sujan mette dentro Azzarello, ottima la parata e poi contropiede, un 2 contro 1, c'è Imperato, Ricotta fronteggia e poi va giù, non c'è nulla con Corsino. E poi fallo di Imperato su Corsino, chiede subito scusa comunque Imperato. Dentro anche Butera per Ricotta, adesso vediamo anche Butera dove si schiererà perché in teoria è un pivot. Imperato va a chiedere subito scusa, sempre molto sportivo Imperato. Sujan è appena entrato, subito creato lo scompiglio. 1-2 con Di Chiara, bella questa azione. Di Chiara mette sul secondo palo, Nicchia la tocca, Nicchia calcia, poi Sujan, Imperato col fisico, fa un gran bel lavoro, non lo riesce a fermare Sujan, avanza Imperato e Raccampo la toglie dall'angolino, ma qui è una gran parata del portiere.
Imperato ha fatto bene a calciare, è un po' arrabbiato mister Giacalone che forse voleva che allargasse il gioco, però a mio avviso ha fatto bene perché aveva tutta la porta davanti, l'aveva anche passata molto molto bene, ma qui il merito è di Raccampo, che è rimasto in piedi fino all'ultimo, è andato giù perfettamente. Intanto Butera ribatte Nicchia. Ragazzi, andiamo un poco. Sali, Ale. Dorio, c'è Butera largo, lo fronteggia su John e fa fallo qui. Siamo scontrati nel colpo corso. Hai visto? Scontro tra Sujan e Butera. Fallo. Chiedere subito scusa Sujan. Cali, non lo fare ragione. Imperato di testa. Nicchia mette giù questa palla. Dorio bravissimo da dietro. Poi Imperato ancora lotta. Dorio sempre perfetto. Restivo su Gian. Riesce anche a passare, ma poi Azzarello in anticipo. Quasi un lancio verso Butera. Era molto complicato. Intanto fuori Dorio dentro Mazzola. Con Restivo che va avanti. Adesso il centrale dovrebbe essere sempre Restivo, però. Dichiara su Gian Imperato. Bravo qui. Con Mazzola che infatti dice Restivo vai centrale, sono sul laterale. In 4. Corsino. Dopo il passaggio di Sujan. È profondo, Giallo. Bello qui l'aggancio di Sujan. Questa cosa su. Allarga il gioco, c'è lo spazio per Dichiara. Restivo, poi molto deciso il numero 8. Era solo, bravo. Bravo, Sugi. Dichiara. Sujan. Qua è solo, qua è solo. Passaggio un po' rischioso, Dichiara. Sujan, bella qui la sua giocata solitaria. Sujan si gira, c'è una trattenuta abbastanza evidente. 2 volte la maglietta adesso si è completamente slargata. Ha avuto 2 trattenute, ma tutto regolare per il direttore di gara. Intanto Nicchia avanza, finta su Butera che però è molto bravo perché fronteggia e non concede neppure un metro. Poi Imperato forse col braccio, levo il forse col braccio. Ed è calcio di punizione con Corsino che sistema il pallone, vuole battere questa punizione, chissà che non calci Gianluca Corsino. Per lui 3 gol in stagione, 2 in campionato, 1 in coppa, nonché il primo stagionale segnato qui contro Atletico Monreale. Va Sujan, forse calcia, vediamo. Sujan, uno schema per Corsino. Azzarello se la ritrova lì, calciata un po' ciabattando. L'ex Bisacquino, Imperato in mezzo a 3, fa un gran lavoro perché fa il massimo da lì. Restivo, Butera, spiraglio centrale, Mazzola, ancora Butera, scambia con Imperato, tacco perfetto di Imperato, poi Butera, calcia ancora su Gian, Corsino, Raccampo, poi l'ultimo tocco di Butera, però Raccampo voleva questa palla, l'aveva chiamata, intanto fuori Nicchia, dentro Cignani, con Gennaro che subentra per Dichiara. Su Gian, 1-2 perfetto con Dichiara che tanto veloce c'è in mezzo Cignani e poi scivola di Imperato perfetta con l'ultimo tocco che è di Imperato, credo. Sì. Flavio, proteggilo, Fra. Nel frattempo è pronto a entrare Gennaro, maglia numero 16 per lui. Contromovimento. Posto di Dichiara, ma prossima azione. Calcia Corsino! Azzarello! Poi linguaccia di Corsino che ha provato ad andare ancora in porta, questa volta calciando decisamente meglio, poi sbaglia Cignani l'aggancio abbastanza elementare, poi Sujan roba il pallone sul Mazzola, poi punta il Restivo, Sujan! E Azzarello ancora una volta salva il suo, questo non è un tiro irresistibile, però Sujan è sempre pericoloso, intanto fuori Dichiara dentro Gennaro e allora il pivot sarà lui chiaramente. Andrà Sujan a battere. L'alza per Gennaro, che si coordina anche bene ma non la colpisce al meglio.
Azzarello, rilancio ottimo, Gennaro di testa, va in cielo qui Gennaro, e poi chiamato time out per gli ospiti, che dunque si prendono qualche istante per riposarsi un attimo, per forse sistemarsi meglio in campo, perché effettivamente abbiamo visto un Palermo attaccare maggiormente nel corso degli ultimi minuti, in particolare nonostante il vantaggio della squadra ospite. Palermo sta comunque giocando bene. La 1, Gianluca, ora già 1, perché loro stanno larghissimi. Finora sono stati 3 occasioni, 3 quindi Una partita molto molto bella, con tante occasioni sia da un lato che dall'altro, perché entrambe le squadre si sono ritrovate a calciare le parti di Azzarello e Raccampo, che possiamo dire sono un po' i protagonisti al momento di questa partita, perché hanno fatto diversi interventi importanti. E dunque No, aspetta. ed è rimessa con Butera, lascia però a Restivo che mette sul secondo palo. Forse non si è inteso con Imperato, che invece ha cercato di attaccare la porta. Una rimessa laterale abbastanza complicata, perché da lì Cignani deve soltanto buttare la palla. Gennaro infatti la tocca di testa, ma è un regalo ai Verdi, che infatti battono subito Restivo, Mazzola, punta Cignani anche contro Sujan. Restivo cambia tutto, Butera dentro per Mazzola, palla ancora di ritorno e calcia. Poi Sujan si arrabbia un po', forse con Gennaro o forse con Cignani, non abbiamo capito molto bene, perché parlava di diagonali difensive, credo maggiormente Cignani, che è il laterale. 1-2, non passa Restivo, non butta mai la palla, imparato di tacco perfetto per ancora Restivo, che potrebbe calciare, mette dentro Cignani e poi Butera la tocca per ultimo, un po' sfortunato il 9, ma Restivo qua fa una gran bella giocata, perché non è riuscito a calciare, perché è arrivato leggermente in ritardo, però poi con quella palla in mezzo ha praticamente messo un assist perfetto, soltanto tanta sfortuna però non lo ha premiato. Intanto su Jones che scambia con Cignani, che si sovrappone, cerca invece una palla imboccata alta, sbagliando. Mazzola, Imperato in mezzo a 2 con Seno, fa un gran bel lavoro e può ripartire 3 contro 2, Gennaro 3 contro 3, può rientrare Imperato come un treno, bravissimo qui a sradicare palla Gennaro. E sarà quindi rimessa laterale con Sujan sul punto di battuta. Vediamo Corsino, potrebbe arrivare al tiro, invece va su Cignani e poi Azzarello, la palla gli sfugge un po' e va in calcio d'angolo. Non era un tiro resistibile con i Cignani, però era molto preciso, perché era praticamente a fil di palo. Azzarello infatti è stato un po' in difficoltà. Sujan alza la palla per Corsino, che calcia, messo anche in difficoltà dal salto di Imperato, che ha un po' ostruito. Intanto è pronto a entrare anche Scalavino al posto di Butera, giocatore ex Sporting Alcamo, 3M. Ficarazzi, Corsino in anticipo, Gennaro di ritorno per Corsino e poi credo l'abbia presa Mazzola, perché infatti Azzarello lo va a ringraziare. Parata super di Mazzola, che non è un portiere ma salva il risultato, e si rimane sempre sullo 0-1. Gennaro! Meglio al contrario, Genna! Te la tieni tu! Va su Gian. Ecco, al contrario, tu la tieni e ti arrivi. Dovete stare schiacciati. Lo sto dicendo cortesemente. Parlo prima con voi. Capitano, cortesemente, ci lasciate lavorare, perché abbiamo difficoltà. Nel frattempo il signor Bennici vuole fare rispettare tutte le regole, come è giusto che sia, dicendo a tutti i componenti, sia da un lato che dall'altro, di stare un po' più schiacciati, diciamo il virgolettato, perché chiaramente potrebbero ostruire anche il loro lavoro, ed è giusto così. Uno in piedi, o almeno se nello stesso. Sta sereno. Gioca fermo da diversi
istanti, quasi un minuto. Sujan batte lui il calcio d'angolo per Corsino sul primo palo e ancora Zarello, è una sfida personale, infatti sorride un po' ironicamente Corsino, che già l'ha sfidato 3 volte, 3 altrettante parate del portiere. Sujan, Cignani, se salta Imperato, lo salta nettamente, va sul fondo, non ha il sinistro, infatti mette il destro, Corsino ancora, e Mazzola salva un altro gol. Questo credo che Azzarello non l'avrebbe mai presa perché era un po' in ritardo e Mazzola invece ha salvato tutto. Trattato bene Mazzola che punta Cignani, va sul centro e non trova la porta, però troppa facilità verso l'interno. Corsino, Sujan, Corsino, Sujan, 1-2, alla troppo lunga. Scalavino, Mazzola, Restivo, Gennaro prende il pallone, lo vuole puntare ma Restivo è un osso durissimo. Tira con calma, tre da questo lato. Genna. Sugi. Cignani, Gennaro è molto largo. Corsino, Sujan, bella giocata, allarga, Cignani per Gennaro, quasi un cross da calcio a 11, molto complicato però. Da lì Gennaro, anche se la tocca forse un po' col petto, con il fianco, un po' in modo anche poco ortodosso, avrebbe potuto anche creare un pericolo, perché da lì poi Azzarello sarebbe stato un po' in difficoltà, perché è una palla complicata comunque da levare dalla porta eventualmente. Mazzola, quindi nonostante non fosse forse un passaggio pulitissimo, comunque pericoloso. Imperato, mezza 2, Imperato, passa ancora Imperato, salta nettamente Corsino che poi ritorna e un rimbalzo poi lo sfavorisce, va giù e poi tutta l'esperienza di Corsino perché si mette davanti, si fa fare il fallo ed è anche molto dolorante. Intanto fuori Gennaro, dentro credo la Fiora, abbastanza sconsolato il numero 16 che non ha avuto palloni però. Poi Mister Giannone è molto arrabbiato con Imperato. Entra in campo anche Ricotta, adesso tanta velocità con Ricotta, Mazzola e Scalavino. Nel frattempo Corsino è ancora a terra. Nel frattempo inizia la partita anche di Vito Lafiora, il capitano. E poi dovrebbe anche entrare Chinnici per Corsino. E Corsino si sta alzando adesso, aiutato da Cignani. Adesso lo scontro sarà la Fiora contro il Restivo, insomma due che nel mondo del calcio a 5 hanno fatto veramente la storia. Nel frattempo Corsino lascia il campo, abbastanza dolorante, si tocca il petto. Quasi all'altezza del processo xifoideo, quasi, un po' più in alto in realtà. È finta, Vito è finta. Ecco in campo infatti Cignani, Chinnici, Sujan, La Fiora e chiaramente Raccapo. Chinnici, Sujan, Scalavino, la controlla, poi aggira Sujan, Restivo, Ricotta, si gira bene il 24, lascia lì la palla per Mazzola che vuole l'interno, invece apparecchia per Restivo che non calcia bene, ma è un pericolo, non bisogna mai farlo calciare. E poi qua anche di testa chiude tutto, Scalavino intanto. Mazzola. Mazzola contro la Fiora, va giù, non c'è nulla. E fare partire Cignani che è da solo però si porta anche la palla fuori. Dai Flavio! Restivo, Ricotta va incontro su Gian,
Ricotta è molto rapido, uno dei migliori in questo inizio di campionato. Restivo, Scalavino, rischioso, Ricotta di prima, Sojan è un 3 contro 2, non può sbagliarlo, Sojan per la Fiora, Ricotta mette il piede nel momento giusto e infatti mani tra i capelli per Ali Sojan, che sa che questa sarebbe potuta essere un'occasione importantissima. Va Sojan a battere per la Fiora, che calcia Cignani, però non sembrava un tiro irresistibile. Restivo, viene la Fiora in anticipo, poi Restivo ancora con Cignani che va benissimo sul pallone. Cignani per Chinnici, Sojan, Cignani ancora, Sojan, forse è pronto un cambio, Sojan e solo Cignani, non lo serve Sojan, lo serve adesso. Poi Chinnici, la Fiora gira tanto il pallone, il Palermo vuole trovare lo spiraglio per andare in porta, Sojan va sul mancino, deviazione. È pronto Lucchese, non nicchia. Dentro nuovamente Dorio per Restivo e poi dovrebbe entrare anche Cutrona, credo per Mazzola. C'è tanto minutaggio per tutti. Sojan per la Fiora che calcia deviazione, Dorio rimane lì, poi Cignani, Dorio ancora lo aggira, la Fiora la tocca con Mazzola e Dorio che un po' lo rimprovera, gli dice devi fare quel movimento lì, la palla ti arriva. Dorio, palla perfetta per Scalavino che cerca anche un aggancio. Inizialmente sembrava essere perfetto, poi va bene, intanto fuori Cignani, dentro Lucchese a campo, proprio per Lucchese appena entrato che può puntare fresco. Sojan si è preso un po' di campo qui Lucchese, ha fatto bene. Chinnici sceglie l'interno, salta l'uomo, non è il secondo, poi con Dorio, la meglio ancora Chinnici lo conosce, poi Lucchese, vediamo Dorio qui slitta praticamente su Sojan, la Fiora, adesso è un tergicristallo da parte del Don Bosco Bonifato, Sojan potrebbe calciare, vediamo Sojan, Lucchese va giù, calcia e poi chiedeva qualcosa Sojan, è andato giù, ha protestato ma non c'è nulla per il diritto di gara. Dentro anche Lombardo intanto al posto di Scalavino. Tocco Fabietto, tocco Fabio. Schema Chinnici, non calcia bene. Stai alto, non ti schiacciare. Andri, Pisa. Dichiara intanto, anzi no, Pisani per Sojan. Dorio, Cutrona, Lombardo, Dorio in mezzo a due, Cutrona di ritorno per Dorio, ma quello che fa una gran bella chiusura e poi la Fiora mette dentro e la tocca Antonio Pisani al primo pallone toccato, il cambio di Mister Gentile funziona e adesso allontana un po' di malumori l'abbraccio infatti con i compagni. Qui tanta felicità per Pisani che merita questo gol. Però lodiamo il gol di Pisani? Sicuramente sì, ma che palla gli ha dato Vito La Fiora, perché questa palla a secondo palo vedeva che non potesse andare rasoterra, ha detto ok, la metto leggermente più alta, da lì basta soltanto un tocco e la palla entra in porta e così infatti è stato. In gol, quindi Pisani fa 1-1, Dorio non ci arriva e si lamenta un po' con se stesso, forse se la prende. Lucchese è entrato bene in partita, salta Dorio, Chinnici di prima per l'amico di una vita, la Fiora, Pisani mi si addormenta però su Dorio, però non c'è nulla. Ricotta, bella qui recupero palla, può darla a Dorio, mette dentro e Dorio sbaglia.
Raccampo, la Fiora, non c'è veramente un momento per fermarsi. Poi Chinnici sbaglia ancora un passaggio però. Dai, dai! Ricotta salta nettamente Lucchese contro Chinnici, non passa perché è veloce quanto lui Chinnici. Poi l'ultimo tocco di Lombardo in questa sfida tra numeri 10 ed è dunque rimessa laterale. Chinnici va lungo per la Fiora, forse un po' troppo. Con mister Gentile che dice scarica anche su Agostino sul raccampo, chiaramente. Dai, Vito! Dorio, pressione di Pisani su Cutrona. Lombardo sbaglia qui. Un po' in difficoltà Lombardo. È il momento, dai, raga! La Fiora per Pisani, mette giù una palla complicata, mette dentro la Fiora! E qui se l'è divorato, ma che palla di Pisani! E infatti applausi anche del pubblico rosanero. È una palla geniale quella di Pisani, senza guardare, sapeva che la Fiora si sarebbe trovato in quella posizione. Errore da parte del capitano. Lucchese ruba il pallone e poi si prende anche il fallo e credo anche il giallo per il Lombardo. E rigore invece, non è punizione ma è rigore. E va su Jean a battere, credo. Allora, dovevo riguardare perché onestamente a primo acchitto mi sembrava calcio di punizione, però forse era dentro, no, forse era dentro perché il direttore di gara dice così. E va su Jean a battere contro Azzarello. Sujan sta discutendo col signor Graziano. Sujan contro Azzarello. Primo calcio di rigore della stagione per il Palermo, che storicamente non ha mai avuto tanti rigori all'interno della propria storia. Parlando della Serie D, fortunatamente posso di aver commentato tutte le partite dalla Serie D fino alla C1. Insomma, i rigori non sono mai stati tanti per il Palermo, ma in generale, chiaramente nel mondo del calcio a 5 non è solito vedere calci di rigore. Oggi ne vediamo uno e chissà che magari ci possa essere anche qualcun altro, vedremo. Sujan contro Azzarello, lo guarda dritto negli occhi. Ali Sujan che è entrato solo per il calcio di rigore, nel frattempo è entrato anche Corsino per Chinnici, credo, perché non vediamo più Chinnici in campo, quindi sì. Sujan è fermo dritto, così come Azzarello che lo sta guardando dritto negli occhi. Cutrone invece gli dice tranquillo, lo parerai. Nel frattempo il signor Benici sta parlando con Dorio, cioè gioco fermo da un po' di tempo. E chiaramente più tempo passa peggio è, perché e intanto c'è un cartellino per il signor Graziano da giallo a Dorio. Con mister Giacalone che è molto arrabbiato. Ed è rosso per Dorio. Rosso per Dorio, però non abbiamo capito il motivo, sicuramente per protesta, ma qualche cosina in più. E anche dirigente Mirko Filippi ad accompagnare Dorio fuori, che era sicuramente uno dei migliori in campo, senza ombra di dubbio, perché il giocatore è clamoroso, è fortissimo Dorio. E adesso mister Giacone è veramente tanto arrabbiato, sta parlando anche il Restivo. Dal scritto c'è sempre Sujan, ma sono tutti davanti alla palla, chiaramente per un po' infastidirlo. Non sappiamo cosa abbia detto Dorio, però
non sembrava comunque con atteggiamenti sicuramente proteste, però dobbiamo capire poi effettivamente cosa abbia detto. Sembrava abbastanza tranquillo, però forse una protesta reiterata credo sia l'unica, perché sicuramente a parte le proteste non pensiamo possa esserci altro. Nel frattempo sempre calcio di rigore, gioco fermo ormai da diversi istanti, con Sujan sempre dal dischetto contro Azzarello, che adesso è un po' come Dudek, si muove, Entra. va Sujan e lo sblocca, lo spiazza Sujan e fa il gol del 2-1 per il Palermo Futsal Club. Rigore perfetto per Sujan, che qui aspetta il movimento di Azzarello, lo vede e lo spiazza calciando con l'interno, con calma, con precisione, come fa fare solo Sujan, e fa 2-1. Si è chiaramente ristabilita la parità numerica e vediamo infatti Ricotta, Lombardo, Cutrona e Restivo, e credo che Restivo e Cutrona potranno fare una grossa fetta di partita, perché senza Dorio saranno loro due, credo, a gestire la parte difensiva. Raccampo con Ricotta, scontro, adesso c'è voglia per recuperare Restivo e poi Raccampo con Pisani, che qui è bravissimo e soprattutto molto intelligente. Raccampo, la Fiura di prima per Lucchese, nasconde il pallone, bella giocata. Corsino, Pisani, la tocca Cutrona. Nascondere. Pisani, Lucchese, entrato bene in partita. Pisani, Corsino, Pisani ancora, la tocca Ricotta. Lucchese che ha avuto l'astuzia di prendersi quel calcio di rigore. Corsino, brutto pallone. L'ha passata col destro, lui che però è un sinistro naturale, insomma. Non una scelta saggia. Nel tempo Cutrona sbaglia il dribbling su Pisani. Pisani, Corsino, Lucchese, metto un po' in difficoltà, poi Lucchese regala ancora un altro dribbling. Che giocata Lucchese, sta giocando benissimo, allarga un po' male però per la Fiura, e infatti il pallone adesso è alto, si scontrano un po' Corsino e Pisani, ma la giocano ugualmente loro due. La Fiura, tacco, Corsino, Lucchese col tacco, adesso è uno stato di grazia Lucchese che va giù contro Restevo, ma non c'è nulla. Cutrona, Ricotta con Pisani, leve lunghe per Pisani. Nel frattempo dentro Oliva per Lombardo, questo è il cambio. 1-2 Lombardo, io se lascia il campo con un ricordo positivo. Cutrona allarga molto bene su Ricotta che l'aggancia, va sul destro, poi sull'interno Lucchese ancora, perfetto. Che impatto di partita di Lucchese. Pisani, Lucchese, cambia tutto, la Fiura con il petto e poi Corsino e Pisani. Corsino, Lucchese di prima, sbaglia tutto per Pisani, poi Lombardo rallenta un pizzico il gioco, forse un po' troppo. Restivo, Cutrona, Restivo, vediamo se calcia, se la vuole costruire lui. Cutrona va dietro, Lombardo, Lucchese, poi Lombardo alla meglio, vediamo se calcia, invece prende in pieno la Fiura. Forse era però credo un passaggio verso Restivo. Ricotta, Pisani, ruletta, palla che rimane lì, fuori Lucchese, dentro nicchia, dato veramente di tutto e di più Lucchese. Poi 1-2, ma è finito il primo tempo, esatto, arriva anche il duplice fischio da parte del signor Vegnici ed è 2-1 il risultato. Partita bellissima, ma aperta a tutti i risultati, e noi come sempre vi invitiamo a rimanere sempre qui connessi, perché solo qui in esclusiva il secondo tempo della sfida. A dopo!
Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale. Dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istituzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in genere l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Palermo Futsal Club e Don Bosco Bonifato. Sono di 2-1. Vediamo subito in campo gli ospiti con Restivo, Cutrona, Ricotta e Oliva. E qui lo dicevamo anche prima, perché l'espulsione di Dorio regala tempo a Cutrona e Restivo, perché i tre solitamente si interscambiano durante la partita, chi centrale e chi laterale possono fare chiaramente tutti i ruoli, perché giocatori come Restivo, Cutrona e Dorio possono fare tutti i ruoli che vogliono, perché chiaramente sanno fare tutti. Però adesso con l'assenza di Dorio sono in due a doversi ritagliare quella posizione lì, e vediamo se effettivamente farà così mister Giacalone. Invece lì davanti giocano Ricotta e Oliva, due giocatori molto molto rapidi che sicuramente giocheranno sulla velocità. Dall'altro invece vediamo a campo in porta Gennaro, Lucchese, Corsino e forse Sujan. Sì. Hai ragione, però quando sono in campo le ho. No, una bruciatura, solo per questa piccola. Solo per appena entro me li apro. Sul punto di battuta vediamo Gabriele Gennaro, ancora alla ricerca del primo gol in C1. Ho giocato soltanto una partita, chiaramente, però con un gran bell'assist. Quello a Corsino. Sempre Gennaro sul punto di battuta. Cutrona lo vediamo molto offensivo, chissà che non sia lui uno dei due laterali a essere un po' più offensivo. Credo Ricotta maggiormente, però Cutrona sicuramente alzerà di molto la pressione, alzerà il baricentro. Vediamo, perché arriva adesso il fischio e dunque Gennaro, Corsino, Sujan. Infatti pressione molto alta, l'abbiamo detto, deve fare questo chiaramente Don Bosco Bonifato. A tempo la palla va addirittura fuori dal campo, parata da Lorenzo Lopez, che oggi non ha pantaloncini e maglietta, ma c'ha un'elegante camicia. Un po' insolito vederlo vestito così, solitamente gioca. E c'è un buco nella rete praticamente. A tempo sbaglia Ricotta con la rimessa regalata al Palermo, con Corsino che calcia ribattuto da Ricotta e poi ribattuto nuovamente da Corsino, e dunque rimessa al laterale, credo non dal fondo, vediamo, no, laterale. Corsino va su Oliva, adesso su Gianni invece si attacca, credo, a Ricotta. Restivo, Cutrona, Restivo ancora, passaggio alle spalle di Lucchese, qui fa un brutto errore Cutrona, Corsino ruba il tempo, lo spazio e tutte cose, però Lucchese qui deve coprire meglio la diagonale, perché alle spalle praticamente gli è scappato con una facilità enorme. Restivo, Ricotta, però se punta su Gian, va sul fondo e poi non trova la porta, ma per pochissimo. Ricotta è veramente tanto pericoloso ogni volta che ha il pallone, perché ha una grande velocità ma anche tecnica, e mi viene a dire anche imprevedibilità, perché destro-sinistro non cambia nulla, calcia solitamente col destro, ma anche col sinistro ha fatto tanti gol. Lo sa, è un giocatore molto rapido, intelligente, e decide di andare nel lato in cui trova forse più spazio. Il fallo di Gennaro e poi una brutta botta, perché effettivamente Gennaro è arrivato come un tir. Cerca di aprire un po' le vie aeree Ricotta, brutta botta qui dentro Imperato. Ecco Imperato, che ha avuto una grossissima chance nel corso della prima frazione, andando verso la porta con il piattone. Su Gian e su Oliva,
e guadagna forse la rimessa? No. Cutrona. Imperato. Cutrona, Imperato nasconde la palla, può calciare, Imperato ancora, passa sul destro, Imperato secondo palo, Oliva arriva e calcia e fa gol del 2-2, ma Imperato qua ha fatto una giocata monumentale. Che palla comunque di Imperato, che ha portato a spasso praticamente 2-3 avversari, ha fatto finta di calciare, sembrava potesse sbagliare perché doveva calciare sicuramente prima, ma in realtà il suo è un assist e Oliva da 2 passi non sbaglia, trova anche l'opposizione di Sujon che però non basta e dunque 2-2. Palla lunga per Corsino, Restivo e poi un po' di nervosismo in campo. Ed è rimessa dal fondo. Cutrona, Restivo. Vuole il campo, Cutrona non lo trova. Sujon. Lucchese. Gennaro. Di ritorno Lucchese! Se l'è divorato, ma che palla di Gennaro qui. Restivo, Cutrona. Imperato, Lucchese. Si dimentica la palla, poi Oliva scivola, Oliva ancora attacca la porta, Corsino. Poi Gennaro, l'aggancio è buono, può ancora continuare, mette dentro questa palla. Con Cutrona che chiude tutto, l'ultimo tocco è anche di Gennaro. Avrebbe potuto fare di più sicuramente il 16. E dunque va Oliva a battere. Cutrona. Sulla velocità con Sujon, mette dentro per Imperato, questa è una bella palla. Leggermente indietro però. Lucchese, Corsino. Palla verticale su Gennaro. Tiene lì Gennaro, si prende il campo, va sul destro Gennaro. Poi Sujon. Vuole il mancino, Azzarello, Gennaro, Lucchese. Non la prende nessuno. O meglio, la toccano tutti, nessuno la butta in porta però. Restivo. Imperato, finta perfetta su Sujon che lo salta di netto. È molto tecnico. Imperato, Corsino. E qui da campo solo anche la carica, lui che ha parlato ai microfoni della società in settimana. Parlando di una sfida tanto importante, quella di questo pomeriggio, effettivamente anche molto bella, dobbiamo dire. Restivo, allarga il gioco, da Cutrona, che mancino, se rientra sul piede forte, o se invece sceglie l'esterno, cambia tutto, da Restivo che calcia su Gennaro. Vediamo quando entrerà invece Lorenzo Chennice, oggi un po' di minutaggio ridotto per il 10, che solitamente è imprescindibile, forse non sta al meglio. Oliva calcia, un po' da dimenticare questo tiro. Si è quasi levato la pettoria invece di Chiara. A campo, Cutrona di testa, poi Lucchese, Imperato ancora la meglio, palla verso Ricotta. A campo, arriva e poi giallo per Gennaro. Anzi no, forse Lucchese. Dice di no Lucchese. Nel frattempo ancora panchina per la Fiura.
Dunque Restivo sul punto di battuta, c'è anche Cutrona, però credo vada Restivo. Attenzione anche alla posizione di Ricotta, che è molto largo, potrebbe anche ricevere questo pallone, e infatti riceve lui. Ricotta va dentro mettendo per Imperato, che forse avrebbe dovuto calciare direttamente verso la porta anziché restituire il pallone al 24. Corsino sbaglia tutto regalando a Cutrona, che non sbaglia e fa il gol del 2-3 sotto con i compagni. La ribaltata il Don Bosco Bonifacio. Cambi dentro Nicchia per Lucchese, dentro Di Chiara per Sogiano, più velocità adesso in campo. Poi fuori anche Corsino, ma tra un minuto per credo Chinnici. Due tra Di Chiara e Corsino, troppo lunga la palla. Cutrona, Ricotta, Gennaro la tiene lì, poi la regala invece a Ricotta che lo punta in velocità, la tocca. Ricotta che batte, anzi Gennaro che batte. Però forse la palla in movimento. Restivo, Cutrona, autore del gol del 3-2. Palla per Restivo che ci arriva con i tempi giusti, raccampo, la tocca, poi Imperato, Nicchia. Dunque in gol Cutrona e 2 volte Oliva per gli ospiti. Restivo, Ricotta, guarda attentamente Di Chiara. Sempre Restivo, Imperato fa valere il fisico, Corsino va giù, si continua, Imperato ancora, Di Chiara. Corsino è ancora giù però. Poi Nicchia punta l'uomo, Nicchia va all'interno, Nicchia non la tocca. E poi Cutrona mette una pezza e getta la palla fuori sportivamente. Corsino è ancora a terra, molto bene. E credo che il cambio sia leggermente anticipato adesso con Chinnici sul posto. Tu capire anche quanto sia passato e quanto manchi soprattutto. Mancano praticamente 15 minuti, c'è veramente tutta la partita ancora. Nel frattempo, fuori Corsino, dentro Chinnici. Sono passati esattamente 4 minuti e 38, quindi ringraziamo anche la panchina del Don Bosco Bonifacio che ci ha dato questa indicazione, parlando chiaramente con i propri tesserati. Abbiamo captato queste informazioni, noi ci fidiamo e la diciamo. Intanto Gennaro con Ricotta, l'ultimo tocco è verde, no, è di Gennaro, quindi bianco. Restivo, Cutrona si fa vedere al centro, Ricotta. Cutrona va al centro da Imperato, Ricotta, Restivo gioca verso il Don Bosco che si è decisamente ripresa rispetto a una prima frazione un po' in difficoltà. Di Chiara intercetta, Nicchia dall'altra parte, potrebbe servirlo ancora, Nicchia calcia, Azzarello mette in calcio d'angolo. Ha scelto la porta, Nicchia l'ha trovata, ma non al meglio. Nicchia, Chinnici,
Di Chiara. Gennaro si gira, ma la palla fuori già. Azzarello di prima subito senza pensare da Ricotta in 3 contro 1. Di Chiara fa fallo. Chiede scusa Di Chiara, però in un 3 contro 1 fallo, non bisogna farlo, bisogna contenerlo. Restivo alza subito, Chinnici mette il ginocchio, poi nicchia, fallo di Imperato. Chinnici per nicchia, si va a vedere Gennaro, sceglie l'interno, poi ci ripensa e si appoggia da Lorenzo Chinnici. Ecco Di Chiara, sceglie il centro del campo, Imperato mette il piede, poi nicchia e Imperato anche l'ultimo a toccarla. Chinnici da nicchia, vediamo se cerca la sua velocità, la sua fantasia, oggi un po' in ombra. Di Chiara, nicchia, Imperato bravissimo qui a fronteggiare e poi stendere il tackle. Tempo Cutrona chiude un gran passaggio di Chinnici rivolto verso Gennaro. Poi si becca anche un piccolo rimprovero dal mister Pinicchia, che va sul destro, cerca un traversone, trova un calcio d'angolo. Nicchia, Gennaro la tocca, poi calcia con potenza addosso a Ricotta e poi trattenuta. E però c'era una trattenuta in realtà c'è una trattenuta precedente da parte di Ricotta. In questo caso credo che, essendo una trattenuta da ambo i lati, credo che bisognasse far continuare. Però chiaramente non ci sostituiamo al grande lavoro degli arbitri, chiaramente. Nel frattempo giallo quindi per Gennaro e lascia anche il campo perché subentra Capitan Vito La Fiura. Restivo, Cutrona, infatti dicevamo dovranno giocare tutto il secondo tempo. Cutrona e poi Cutrona ha chiesto il cambio, però ha chiesto il cambio Cutrona, infatti non passa il pallone Restivo, ma e qui infatti dicevamo è molto dolorante, si è fatto tanto male qui Cutrona. Vediamo chi entra, credo Butera, credo all'altezza dell'inguine, perché ha subito chiesto il cambio, quindi credo un movimento per Cutrona. Vedremo se sia tutto ok, però fatto del gol del 3-2, una gran partita. Intanto Nicchia restituisce il pallone. Adesso è leggermente offensiva, con Imperato, Ricotta, Butera e il solo Restivo essere un po' più difensivo. Di Chiara ruba il pallone, può lanciarsi col tappo, Imperato perfetto. Sta facendo una gran partita Imperato oggi, non soltanto un grande assist per Olivo, ma anche una partita con tanta sostanza, recuperi palla, belle giocate, forse un gol sbagliato, però Nicchia si costruisce l'azione. Chinnici, La Fiura per Nicchia, palla in campo, no. Restivo, Ricotta sceglie centralmente perché sa che c'è lo spazio, punta tutti, Ricotta, poi si dimentica il pallone. E dunque Chinnici, c'è Nicchia che può puntare Restivo, una sfida generazionale. Chinnici, c'è che uno spiraglio, palla dentro, Di Chiara, Zarello super, ancora Di Chiara, non trova l'appoggio con il pallone, ma che parata del portiere qui.
Imperato cambia campo, molto bene Butera, Restivo contorno a campo, Restivo ancora, se la vuole costruire ma sbaglia tutto con Chinnici che interviene, poi la Fiura, Chinnici ancora, vuole lo scatto di nicchia, un po' troppo forse. Fuori Ricotta, dentro Mazzola, dentro anche Oliva, forse per Imperato, dentro intanto anche Pisani, ottiene il gol del momentaneo 1-1. Con Butera che fa il pivot adesso. Azzarello. Butera. Dietro per Restivo, non può prenderla più Azzarello. Butera salta Chinnici che non riesce a mettersi davanti. Butera allarga, Mazzola l'aggancia, può rientrare con Nicchia. Non vuole dargli spazio. Raddoppio anche di La Fiora. Riesce a passare Butera, poi la tocca a raccampo. Mazzola apparecchia per Imperato. Sembra potesse essere fuori questa palla, ma così non è. Nicchia può ripartire. C'è il contropiede, Nicchia allarga, La Fiura cerca ancora il secondo palo, Imperato chiude tutto. Era una gran bella palla, poi Nicchia rimane lì, calcio, Azzarello, poi Pisani. E Azzarello va subito dal compagno, Mazzola la mette giù, Mazzola, palo! Avrebbe fatto un gol clamoroso, solo con l'aggancio. Contropiede Palermo con Chinnici. La Fiura. La deve tenere lì il capitano con Restivo, allarga bene da Nicchia nonostante la sporcatura, palla dentro e poi Mazzola la tiene lì scaricando sul proprio capitano che è Vito Butera. Mazzola ancora che stava regalando veramente una marcatura da sogno in precedenza con quell'aggancio e tocco morbidissimo, avrebbe meritato forse miglior sorte. Imperato, tunnel su Chinnici, passa ancora Imperato, adesso si fa Imperato raccampo, ma che giocatore è Imperato! E poi raccampo e calcio d'angolo. C'è tempo, credo time out, è stato chiamato, sì. E time out dunque, con il risultato di 2-3 per il Don Bosco Bonifato, una gran bella partita, non ci stiamo sicuramente annoiando. Sia da un lato che dall'altro che stanno facendo benissimo questo pomeriggio. Piccolo momento di pausa prima di ritornare in campo. Vediamo come organizzeranno i due mister in campo. Chinnici, Lucchese al posto di Nicchia, poi La Fiura, Chinnici, Pisani era a campo. Entra in campo con calcio d'angolo per il Don Bosco Bonifato con Butera. Butera è uno schema per Imperato che aggancia, può calciare La Fiora lo ferma, poi Restivo sembra potesse calciare qui Restivo ma non se l'è sentita forse. Azzarello, c'è un buco centrale, palla perfetta, raccampo di testa con le mani sul colpo di Mazzola. Bravo Salvo, bravo. Ottimo Gabriele. Butera, Cutron, Imperato, Pisani intercetta il pallone, c'è La Fiura, vediamo cosa fa. Trattenuta di Mazzola ma si continua. Chinnici destro-sinistro, non trova spazio Chinnici, infatti deve tornare dietro dove c'è però Pisani che ha intercettato in precedenza un bel pallone. Lucchese si va da capitare La Fiura, poi calcia verso la porta con forza e Azzarello la respinge, poi Chinnici con un scatto da centrometrista tiene il pallone in campo ma non basta, poi Mazzola ancora con velocità, Chinnici invece mette una pezza ma è solo un passaggio quasi per Mazzola. Oggi in partita forse non è come sempre per Chinnici che ci ha abituati veramente a gare impressionanti, oggi invece forse un po' sottotono. Oliva, Restivo, Butera
sulla posizione Oliva e raccampo, poi Pisani nasconde il pallone ma rimane lì in realtà, poi Chinnici sì che lo nasconde. Pisani con Lucchese, avanza, palla per Lucchese che la controlla anche bene, ma poi Butera gli dà fastidio all'ultimo. Oliva è molto largo ma cerca la porta, la trova soprattutto l'opposizione di Agostino Raccampo. Calcio d'angolo. Sarà ancora calcio d'angolo, lo schema di prima, infatti è così, con Oliva che calcia, ciabattandola però. C'è deviazione. Sembrava di no in realtà. Andrà Restivo. Butera lascia Restivo, poi Oliva. Questo era uno schema incredibile con Restivo che si era messo a rimorchio e che avrebbe voluto questa palla, avrebbe calciato anche con totale libertà perché il Palermo non l'aveva difeso bene. Lucchese, 1-2 con la Fiura, calcia verso la porta, deviazione, calcio d'angolo. Nel frattempo non si muove nessun altro nella panchina rosanero, un po' su John in realtà. Va Pisani, sbaglia tutto, poi Lucchese apre per Chinnici nuovamente, ma Butera mette una pezza gigantesca. La Fiora. Chinnici, Lucchese. Chinnici. Pisani, Lucchese. Con il dribbling, Mazzola lo ferma. E si prende anche il fallo, un po' ingenuo qui Lucchese. Ed è anche quinto fallo. Quinto fallo! Oliva. Questo. Butera larga il campo, forse un po' troppo verso Oliva. Raccampo, la Fiura. Tacco, anticipo di Restivo netto su Pisani, palla che rimane lì, Butera ancora per Restivo, Raccampo, poi si accontenta la rimessa. Serve forse un po' di freschezza in più al Palermo adesso, infatti Sujon è pronto ad entrare, c'è anche Gennaro dietro di lui però. Oliva, 2 con Butera, Pisani va giù, fallo, ma Lucchese stava per ripartire, signor Cazzeno non l'ha visto. Chinnici, Pisani. Chinnici. La Fiora. Oggi poche occasioni per capitano del Palermo. Pisani torna dietro dalla Fiora. Per Lucchese, palla che non passa, Lucchese, Azzarello ancora! Sta salvando i suoi adesso con la serie di parate, così come il portiere del Palermo, ovvero Raccampo. La Fiora. Ma sul sinistro. Fuori Pisani, dentro su Gian. Mazzola. Oliva con Lucchese, cerca e calcia addosso alla Fiura. Lucchese non deve fare fallo adesso. Mazzola addosso a Chinnici, trattenuta. Fuori Butera, dentro Imperato, fuori anche Mazzola per Ricotta. Ma il Palermo sta giocando. Va Chinnici a calcio verso la porta. Poi Ricotta, Oliva, vuole la velocità del 24 che tiene questo pallone dentro, cerca un pallone dentro. Su Gianne però la sporca. E poi Chinnici in mezzo a due, Ricotta, Imperato, si gira, Imperato, Raccampo. Super. E poi calcio d'angolo.
Si chiedeva una rimessa dal fondo, ma così non è stata. Oliva, non si calcia lo spazio per farlo esplodere questo destro, con la Fiora che invece gli dà fastidio. Deve pronto entrare anche Corsino, forse al posto di Chinnici. Oliva lotta con Sujan e poi Oliva non è contento del campo, effettivamente non lo ha aiutato in questo caso. Un rimbalzo non perfetto. Sujan va sul secondo palo. Bella idea, ma non c'è nessuno. Adesso Azzarello, perfetto fino a questo momento, non ha avuto colpe in nessuno dei 2 gol subiti. Uno sul secondo palo, altro calcio di rigore. Imperato, perfetto come sempre. Ricotta sceglie l'interno. Restivo allarga il gioco, Imperato si gira, prende anche questo pallone e Chinnici come un muro. E quando Imperato sta bene è veramente un fattore. Restivo, Oliva al centro, Ricotta. Restivo si muove il 24, ma la riceve Oliva di prima. Chinnici spaccata di Imperato, poi la Fiora prova un aggancio complicato. Risultato sempre di 2-3. Restivo, palla lunga, Chinnici di testa su Imperato, alla meglio Lucche, se mette giù questa palla può puntarlo su Oliva, lo salta, ma non Restivo. In anticipo netto. E poi time out chiamato da Mister Gentile. Adesso vediamo di capire quanto manca. Mancano 5 minuti. Un quarto di partita, un quarto di tempo. Piccolo momento di pausa per una gara che veramente non ha avuto mai delle interruzioni, ma anzi sempre tanti stravolgimenti di fronte da ambo i lati, chiaramente. L'espulsione di Dorio ha sicuramente condizionato il primo tempo degli ospiti, ma non la seconda frazione. Nel frattempo dentro Corsino e dunque Gennaro, e adesso infatti in porta c'è San Martino. Si gioca quindi con l'under in porta, San Martino tra i pali e poi vediamo Corsino, la Fiora, Gennaro e Chinnici, insomma 4 over. San Martino che invece è il portiere titolare in questo momento. Si gioca il tutto per tutto Mister Gentile con questa soluzione degli ultimi 5 minuti. La Fiora lascia per Corsino che calcia, poi Imperato, la palla rimane lì, Restivo può partire verso la porta. Restivo! E forse la chiude qui, chi se non Restivo, col numero 8 e fa 2-4. Poteva fare poco nell'1 contro 1 qui San Martino, ma adesso si gioca col quinto di movimento. Con Sugiani in campo e la Fiora a fare come sempre il quinto. C'è molto rammarico nei volti dei rosanero, in vantaggio 2-1 a fine primo tempo, poi capitolati nel secondo tempo con tutta la classe che poi è uscita chiaramente degli ospiti. La Fiora su Jean. La Fiora intercetta Oliva, poi su Jean ancora. La Fiora su Jean. Chinnici su Jean. La Fiora per Chinnici che aggancia. Ricotta però fa una bella chiusura. Su Jean.
La Fiura. Chinnici. Cerca il secondo palo, Ricotta. Ancora Chinnici, trova la palla adesso. Su Jean, cosa calcia? Apparecchiata la Fiura, di ritorno Corsino. Brutto tiro. Imperato Restivo cerca la porta. San Martino sa dove è la porta. Lascia scorrere, Corsino. Chinnici. Mancano praticamente 4 minuti. Cosa meno. Chinnici su Jean. Adesso la Fiura. Chinnici. La Fiura. Mette dentro con forza, poi Oliva cerca la porta. Oliva! E fa il gol del 2-5. Era forse un tentativo di spazzare il pallone, ma la palla entra comunque in porta. 2-5. Entra in porta San Martino intanto, quindi credo niente più. Quinto in movimento. Gennaro sul punto di battuta. Adesso si è anche spento l'entusiasmo di Rosanero perché sopra nel risultato, poi recuperati così hanno perso tanto entusiasmo. Imperato su Gianne, chiusura perfetta. Chinnici, Corsino su Gianne, Corsino, Chinnici con Imperato, sceglie il centro del campo, è più veloce. Adesso Corsino sbaglia il passaggio di ritorno perché regala Ricotta, poi su Gian contrasta, l'ultimo tocco è verde e quindi palla bianca. Puliti! È importante, se questo minuto è importantissimo. Su Gian. Per Gennaro, si gira Gennaro, va sportellate con Restivo. Vuole il fisico, ancora Gennaro, così come Restivo. Si gira ancora Gennaro, mette dentro la palla. Uno scontro incredibile tra i due, che però ci aspettavamo forse un po' di più oggi. Invece è la prima volta che li vediamo veramente a contatto. Su Gianne con Ricotta, prende il pallone su Gianne, può ripartire, apparecchia per Gennaro ed è Gian si lamenta. Dentro Scalavino intanto che vuole questo tiro libero. Scalavino che ha giocato veramente molto poco in questo pomeriggio, non ci aspettavamo. Nonostante abbia giocato poco, può iscriversi nel tabellino dei marcatori, sfidando San Martino. Dai Ciccio! Scalavino contro San Martino potrebbe rendere ancora di più questa distanza. Calcia in pieno però e prende San Martino, che forse non possiamo dire non ha calciato molto bene Scalavino, ci aspettavo una conclusione migliore. Chinnici per Corsino, poi Gennaro che ha circumnavigato qui l'area di rigore avversaria. Su Gianne, Chinnici va da Corsino, scivolata di Scalavino perfetta. E poi è rimasto giù invece Restivo. È ancora giù Restivo. Ci auguriamo sia tutto ok, però forse una pallonata, non abbiamo capito in realtà. Anzi, forse Azzarello ha detto è l'adduttore, quindi un problema muscolare.
Infatti sta toccando lì quella zona. Manca comunque molto poco. C'è tanto rammarico nei volti dei giocatori rossoneri perché sono stati veramente vicinissimi più che mai a questa vittoria. Meritata forse nel primo tempo. Nel secondo tempo però qualcosa non ha funzionato. Solitamente il Palermo gioca meglio nelle seconde. C'è tempo molto dolorante restivo. Entra in campo Oliva. Adesso restivo non sta bene. Cutrona è uscito per infortunio. Dorio è squalificato. Insomma, 3 giocatori fondamentali che potrebbero essere fuori dalle nostre partite, ma vedremo. Corsino su Jean, lo salta nettamente su Jean. Imperato, perfetto ancora, e riparte il contropiede. Imperato può calciare, allarga invece per Lombardo che però fa un brutto controllo. Corsino su Jean, allarga per Gennaro che non trova la porta. Poteva sbloccarsi, ma rimanda tutto, forse la prossima partita. Palermo che tornerà in campo, ricordiamo, dopo la sosta contro Merlo Calcio a 5. Una sfida fondamentale per la classifica. Corsino, Gennaro se la vuole costruire solo e Azzarello mette la mano. Gran bella parata. Palermo ancora lì. Chinnici sul sinistro cerca l'imbucata, sbaglia Gennaro il suo contropiede. Oliva contro San Martino. Oliva palo gol che 6-2. Possiamo dire il risultato forse un po' bugiardo per quello che si è visto. Una gran bella partita vinta con merito dal Don Bosco Bonifato, però forse con qualche gol di troppo. Merlo Calcio 5 invece ha vinto contro il San Vito per 6-5 e dunque adesso si affaccia quella partita. Nel frattempo finisce anche il match, triplice fischio, vince il Don Bosco Bonifato con i risultati 6-2 contro il Palermo Futsal Club. Un primo tempo maggiormente di stampo rossonero, poi nella seconda frazione invece abbiamo visto maggiormente la squadra di mister Giacalone che è venuta fuori e ha ribaltato con grande merito la partita. Nel frattempo noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisini è tutto, vi ringrazio ancora e alla prossima.